uomo disperso nelle acque del Piave stava tentando di salvare la figlia in difficoltà all'altezza dell'industria Cementi Rossi. La bimba sta bene, ma le ricerche del corpo sono in corso. Al Gran Premio Internazionale di Venezia, Leone d'Oro per meriti professionali è assegnato a Filippo Iannacopoulos, editore di Media Nord-Est, alla guida del network che registra il 57% di ascolti tra le TV locali del Nord-Est. Le parole dell'editore: da Veneto un onore, un'emozione a ricevere il premio con Leone Alato, lo condivido con tutta la squadra di Media Nord-Est. Il buco creato nelle casse del comune tra canone d'affitto, spese condominiali non pagate, si aggira sul €1.000.000 sul caso Sprati in arrivo, controlli a tappeto. Tamponi con accesso libero per tutti, NULS 2, un'altra arma per l'operazione di tracciamento e di caccia alle varianti. Intanto arrivano le prime adesioni delle categorie per i tamponi. Omicidio di Moriago martedì prossimo alle 16 a Pieve di Soligo, i funerali di Elisa Campeol. Il paese si prepara all'addio, sarà lutto cittadino. Rivolta da tutta la Marca contro il nuovo tentativo di farsi riconoscere dall'Europa al Prosecco in versione croata. L'appello è dell'assessore regionale Caner. L'Unione Europea blocchi Zagabria. Debuttano domani i saldi estivi, le speranze della categoria dopo la crisi Covid, secondo Federmoda Treviso, sono i più importanti degli ultimi 10 anni. Ben ritrovati, buonasera, in diretta come sempre con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Allora, in apertura il dramma di Pederobba, una notizia arrivata davvero da pochi minuti in redazione. Il nostro Lucio Zanato sta arrivando sul posto, tra pochissimo ci collegheremo con lui. Pare che un papà si sia tuffato nelle acque del Piave nel tentativo di salvare la figlioletta che sarebbe scivolata in acqua. La ragazza però è riemersa dall'altra sponda, invece del papà ancora non vi sono tracce. Ci sono i carabinieri di Montebelluna sul posto, è partito l'elisoccorso da Treviso, SUEM anche di Crespano e ovviamente i vigili del fuoco. Ora siamo in attesa di collegarci con Lucio Zanato tra pochissimo per avere delle novità. La piccola, appunto, come si diceva, sarebbe riemersa dall'altra parte della sponda, mentre il papà non è riemerso in questo momento. Le ricerche sono in corso anche davanti a molti testimoni che si trovano appunto sulle rive del Piave con il fiato sospeso. Tra pochissimo gli aggiornamenti per questa prima notizia. Ora andiamo a Venezia, la cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia. Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Iannacopoulos, editore del gruppo Media Nord-Est. Al Gran Premio Internazionale di Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali è stato assegnato a Filippo Iannacopoulos, amministratore unico di Media Nord-Est, primo gruppo editoriale del Nord-Est. Il prestigioso riconoscimento, riservato alle eccellenze italiane e internazionali, è stato consegnato a Venezia. Filippo Iannacopoulos lo ha dedicato a tutti coloro che nelle televisioni del gruppo lavorano per offrire quotidianamente un'informazione che in questi anni ha sempre più assunto il valore di un servizio pubblico imprescindibile per il territorio. Un impegno riconosciuto dai telespettatori. Col 57% dell'ascolto di tutte le TV locali del Nord-Est, l'Auditel certifica indiscutibilmente Media Nord-Est come leader assoluto nel panorama televisivo veneto. Un successo certificato ora anche dal Leone d'Oro del Gran Premio Internazionale di Venezia, un premio riservato solo alle eccellenze dell'informazione, della cultura, dello sport, come Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter neocampione d'Italia, ha riportato uno scudetto che a Milano mancava da 11 anni, dopo essere stato tra i protagonisti con la Juventus di un ciclo di successi mai visto prima nel calcio italiano. O Giulio Rapetti, in arte Mogol, produttore discografico e più importante compositore di testi nella storia della musica leggera italiana. Non solo per Lucio Battisti, le canzoni di Mogol hanno venduto 523 milioni di dischi, collezionando 151 numeri 1 nelle classifiche di mezzo mondo. E Media Nord-Est, l'informazione a ciclo continuo, come è avvenuto con la pandemia o le dirette straordinarie per la tempesta Vaia, le celebrazioni di Sant'Antonio da Padova, l'acqua alta che ha flagellato Venezia nel 2019, la voce dei cittadini e ai cittadini, la tradizione e l'innovazione, una storia che da oggi è anche da Leone d'Oro. Un'emozione e un onore da condividere con tutti coloro che lavorano nel gruppo, così l'amministratore unico che ascoltiamo. Innanzitutto un grande onore ricevere un premio internazionale così importante. Abbiamo visto insieme a Mogol, insieme a Beppe Marotta. È stato comunque un'emozione avere tra le mani da Veneto
che lavora in Veneto, il leone alato di San Marco. Ovviamente questo è un premio che ricevo io, ma che è esteso a tutta quanta l'azienda, il network Media Nord-Est, a tutte le persone che ogni giorno lavorano e che hanno fatto in modo tale da farci raggiungere questi successi. Lo ricordiamo ancora una volta, il 57% di tutto l'ascolto del Nord-Est nell'ultimo anno. Sono veramente dei numeri incredibili che rendono la motivazione di questo premio, che sono veramente onorato di aver ricevuto. Ora con le immagini torniamo a Treviso dopo il caso dell'uomo che ha minacciato di togliersi la vita. Su di lui pende uno sfratto. Ci occupiamo dell'emergenza sfratti. Ibuco del comune di Treviso di circa 1 milione di euro. Lo stesso comune annuncia controlli a tappeto e incrociati con le banche dati. L'inquilino sfrattato dalla casa Ater che minaccia di darsi fuoco nel primo giorno di sblocco degli sfratti. Quanto accaduto ieri davanti all'assessorato al sociale del comune di Treviso è la punta di un iceberg, ma di un fenomeno che ha radici ben più lontane della pandemia, e gli sfratti di oggi sono relativi a morosità accumulate negli anni passati. Quelli dell'emergenza Covid arriveranno con le prossime tranche di sfratti tra ottobre e settembre, e per affrontare la situazione è stato istituito in prefettura un tavolo con tutti gli enti interessati. La situazione è complessa e per essere certi che gli aiuti pubblici arrivino a chi realmente è in difficoltà partiranno controlli incrociati su tutte le banche dati di chi riceve sussidi. Gli immobili di edilizia residenziale pubblica non riescono a rispondere e non riusciranno a rispondere a tutte le richieste legittime, per cui è inutile che ci raccontiamo. Chi oggi non capisce il valore dell'avere un aiuto occupando un edificio e l'aiuto che la collettività gli dà, e quindi diciamo la prende un po' alla leggera, non può più essere tollerato, ma non può essere tollerato per una questione di giustizia sociale. Cioè sappiamo che ci saranno famiglie che avranno bisogno e a cui non riusciremo a dare una risposta completa. Una linea condivisa anche dal Sunia. Non si può pensare di dare del denaro a chi non ne abbia più che diritto. Quindi accorpare i fondi, stabilire fin dall'inizio, quindi già quando le persone cominciano ad avere una difficoltà economica, di seguirle, di capire naturalmente qual è il contesto familiare e reale nel quale la persona naturalmente si trova a operare, a vivere. In questo modo potremmo veramente cercare di cambiare la situazione. Il buco creato nelle casse del comune tra canoni d'affitto e spese condominiali non pagate si aggira su 1 milione di euro. È una situazione che va obbligatoriamente presa per mano, soprattutto perché deve cambiare l'idea che il comune possa aiutare sempre tutti. Lo ripeto, il comune è a disposizione delle famiglie che sono realmente in difficoltà, ma il comune non è a disposizione di coloro che invece pensano e vogliono fare i furbetti. Ora il punto sul Covid. Se la variante Delta è sotto controllo, parte il maxi tracciamento dell'ULS 2 con accesso libero per i tamponi, quindi anche senza prescrizione medica. Non serve che si prenota, va ai Covid Point, dice sono venuto a fare qui il tampone per screening, che gli può servire per andare a una festa, che gli può servire per andare a teatro, qualsiasi cosa devo farlo per screening perché poi mi serve per queste cose, e viene fatto il tampone gratuitamente. Tamponi ad accesso libero, la rivoluzione nella Marca trevigiana nella modalità di screening per gestire la diffusione del virus, tenere sotto controllo le varianti. Accesso consentito dunque a tutti senza prescrizione medica in tutti i Covid Point della Marca. Va fatto, per cui ben venga qualsiasi persona che ovviamente ha vuole provare, vuole capire, vuole vedere, eccetera, vuole essere sereno e tranquillo, va a fare il tampone. Screening che ufficialmente partirà anche nelle aziende, come confermato dall'incontro del direttore generale Francesco Benazzi con il direttore dei servizi sociali Roberto Rigoli, quello dello Spisal Angela Maffeo e Casa Artigiani. Andremo a fare dei tamponi all'interno ovviamente dei gruppi di associazioni di lavoro, nelle industrie e anche all'interno dell'associazione
coltivatori diretti, in modo tale da così monitorare il mondo del lavoro. Oltre a Casa Artigiani hanno aderito industriali e Coldiretti, obiettivo 5.000 tamponi al giorno. E sulla chiusura della Guardia Medica di Paese il direttore Benazzi si dice dispiaciuto, ma qualora si liberasse personale dalle USCA non esclude di poterla ripristinare. È legata al fatto che non troviamo medici della continuità assistenziale. Sul 59 che ne avevamo siamo arrivati a 33. Quindi un numero inferiore, quindi con la difficoltà di poter coprire tutte le sedi della continuità assistenziale nelle quali bisogna collocare 2 persone, 2 medici. Saranno celebrati martedì alle 16 presso la chiesa parrocchiale di Pieve di Soligo i funerali di Elisa Campeol, la 35enne uccisa a coltellate mercoledì scorso mentre stava prendendo il sole sul greto del Piave. A celebrare la funzione Don Giuseppe Nadal, mentre quel giorno sarà lutto cittadino in comune, tutti i negozi abbasseranno le saracinesche in segno di vicinanza alla famiglia di Elisa. Al funerale il comune parteciperà con il gonfalone listato a lutto e una delegazione di amministratori locali. Il nulla osta alla sepoltura è arrivato dalla procura in mattinata dopo l'esame autoptico eseguito dal medico legale Alberto Furlanetto. Intanto, lo ricordiamo, Fabrizio Biscaro, omicidiario confesso, rimane in carcere. Andiamo a Carbonera, estate e allarme furti, esasperazione, pensate 4 case prese di mira in una sola notte. Qualcosa, cioè i 10, i 5 e i 20 li lasciamo qua, insomma loro in pratica hanno svuotato tutto. Ladri nella frazione di Pezzana a Carbonera hanno messo a segno un vero e proprio raid notturno colpendo ben 4 abitazioni e la macelleria Pagotto Carni. I malviventi hanno cercato di entrare in questo negozio forzando una delle finestre, ma viste le difficoltà hanno poi deciso di scassinare la serratura di una porta secondaria sul retro del negozio. Una volta entrati, sebbene l'allarme sia entrato in funzione e i proprietari abitino poco lontano, hanno fatto in tempo a mettere a segno il loro colpo. Un'azione fulminea probabilmente condotta da almeno 3 uomini. Hanno forzato la porta e sono entrati da lì, insomma. Ecco. Dunque hanno rubato contanti e alcuni salumi? Alcuni salumi, esatto. E poi? Quanti contanti? Circa sui 400 euro, poco più, poco meno. Merce per il valore di? Lì un po' di più, sui 600 euro. Quando la vigilanza è arrivata sul posto, i banditi erano già fuggiti. Prima della macelleria erano riusciti a compiere un furto in un appartamento a poche centinaia di metri in via Fermi. Poi, una volta scaricato nel loro mezzo salami e contanti, hanno proseguito la loro scorreria in una villetta di via Montello, sempre a Pezzana. Anche in questo caso è scattato l'allarme, ma i proprietari di casa non hanno sentito nulla. Solo al loro risveglio si sono accorti di essere stati derubati. Negli ultimi 2 casi poteva finire anche peggio, visto che gli sfortunati proprietari si sono trovati a faccia con gli scassinatori. Quando in una villetta di Via Grande sono entrati in casa forzando una delle finestre, il padrone di casa, svegliandosi, li ha messi in fuga, e in via Piave, dove un 30enne ha sorpreso 2 furfanti dentro la sua abitazione. Nonostante la perplessità e la paura, è riuscito a metterli in fuga con un bastone. Su tutti i furti stanno indagando le forze dell'ordine, che stanno anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Nuovo tentativo di farsi riconoscere in Europa per il prosecco croato. Sentiamo l'assessore Caner, che ovviamente chiede a Zagabria di bloccare tutto. Il termine, come si vede dal sito ufficiale d'Oltre Adriatico, i croati lo stanno già usando da tempo, solo che nelle scorse settimane hanno cercato nuovamente l'ufficialità dell'Unione Europea, scatenando, come nel 2013, l'alzata di scudi da parte dell'Italia. Decisamente scotta il nome prosecco e se non sei veneto o friulano rischi di finire nei guai. Il nuovo allarme arriva da Bruxelles, con Zagabria che ha presentato la denominazione tradizionale per il Prosek, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. E siccome in Veneto e in Friuli brucia ancora la vicenda Tokai, con l'Ungheria che ha fatto diventare il Tokai friulano solamente friulano, per non sbagliare tutti sono tornati nuovamente sul piede di guerra per il Prosecco. Lasciando da parte il fatto che Prosecco località, che dà diritto al nome, è all'interno della denominazione geografica stabilita nel 2009 e che ogni decisione deve passare il voto degli Stati membri, dalle coste dalmate fanno notare come il vino in questione sia totalmente diverso per gusto, gradazione e addirittura vitigno dall'italica glera. Il Prosek è più un torchiato passito di fregona che uno spumante secco da spritz, ma di qua dall'Adriatico non ne vogliono proprio sapere. Prosek o Prosecco, il vino in questione deve provenire esclusivamente dalle zone stabilite in Italia e avallate dall'Europa.
solo il vino glera prodotto nel nostro territorio può definirsi prosecco, e questo non è solo la tutela di un prodotto, ma è la tutela di un territorio. Questo ci dimostra ancora una volta che forse a livello locale dobbiamo concentrarci per combattere alcune iniziative di concorrenza sleale che arrivano dall'estero, invece che preoccuparci a fare qualche guerriglia interna che non ci porta da nessuna parte. Che anche i croati del resto però in fondo dimostrino di crederci poco sul futuro del Prošek lo dimostra il fatto che se in un sito il termine è ben in vista, in un altro c'è comunque questa precisazione, magari con una S di troppo. Insomma, pare proprio che loro ci abbiano provato, anzi riprovato, e che tutto finirà come l'altra volta alla Shakespeare, con molto rumore per nulla. Allora, siamo in collegamento con Lucio Zanato, che dovrebbe essere proprio sul posto a Pederobba, in riva al Piave, con il sindaco di Pederobba. Lucio, buonasera. Buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono in diretta con il sindaco Marco Turato. Sindaco, stiamo lungo le sponde del Piave, stiamo vedendo i vigili del fuoco in azione, vediamo i carabinieri, vediamo il 118, purtroppo questa persona è stata ritrovata, la stanno recuperando. Sì, purtroppo c'è stata una vittima sul Piave che non perdona. C'erano due bambine che stavano giocando sull'acqua, sono state trascinate dalla corrente nell'acqua più alta, si stavano annegando e due persone, un ragazzino e un adulto, le hanno tirate fuori. L'amico di famiglia di quest'uomo è gettato, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare perché non sapendo nuotare si è annegato. Ecco, è un tunisino, mi pare di mezza età, sì, non è del posto, però ciò non toglie che dispiace perché una vittima nel tempo libero giocando con i bambini che lascia la vita è un dispiacere per tutta la comunità. Insomma, ripetiamo, un pomeriggio che doveva essere di festa, questi due bambini che giocano poi finiscono nell'acqua, vanno in difficoltà e poi c'è questo tentativo di soccorso che poi alla fine uno dei due soccorritori ci rimette la pelle. Due persone del posto, tra cui un ragazzino giovane ha salvato una bambina, una persona più adulta ha salvato un'altra ragazzina, però l'amico di famiglia di queste due bambine è rimasto in acqua, annegato. Ecco, questa è la ricostruzione dei fatti. Noi siamo lungo le rive del Piave, vediamo molte persone, molti giovani, molti bagnanti, perché il Piave viene frequentato spesso e volentieri, forze dell'ordine, l'elisoccorso è appena decollato. Adesso cercheremo al più presto di mandarvi giù anche delle immagini prima della fine del telegiornale. Se ci sono domande, se non restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, ci sentiamo dopo, grazie. Ora noi andiamo in pubblicità e allora tra pochissimo con tutte le altre notizie dalla Marca Trevigiana vi aspetto. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo dai saldi che partiranno con domani, unica data in tutta Italia, cosa che non è così tanto piaciuta al Veneto. Le vendite promozionali in parte li hanno già preceduti, ma nonostante questo strappo alla regola imposto dal Covid, i saldi estivi che partiranno domani in tutta Italia sono i più attesi e più importanti degli ultimi 10 anni. Ne è convinta la categoria, lo slogan è proprio di Federmoda, che spiega come la crisi della filiera della moda sia stata certificata in questi giorni proprio dall'intenzione del governo di mantenere solo per questo settore il divieto di licenziamento. Direi che con questo saldo probabilmente ci si gioca buon parte della resistenza che le aziende avranno in futuro nell'affrontare la prossima stagione e gli anni a venire. Negozi che nel Trevigiano ormai da 3 stagioni hanno visto gli incassi ridotti mediamente di 1/3, spiega Guido Pomini. Per i saldi si stima una spesa per famiglia di circa 170 euro, erano 100 2 anni fa. Anche un sentiment che, come dire, se può essere, come dire, di significativo di una nuova e ritrovata voglia di consumare, di acquistare da parte del consumatore. Quindi diciamo che ci sono tutte le aspettative perché si possa respirare un pochettino e guardare con un po' più di fiducia al futuro. Mai come quest'anno, conclude Pomini, dovremo aspettare almeno 3 settimane per avere una lettura attendibile dell'andamento di questi saldi. Saldi che quest'anno, per volere della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, partiranno per tutti lo stesso giorno. Le regioni non erano assolutamente allineate su questa posizione, tant'è che il Veneto, una parte del Veneto, sperava di
di ripartire dalla data di gran successo dell'anno scorso, che era l'ultima settimana del mese di luglio. Quest'anno, in realtà, per motivi molto complessi, si è arrivati al 3 luglio. Oggi siamo qui e cerchiamo di fare un buon lavoro e di portare a casa il miglior risultato. Siamo alla politica, divisione ormai insanabile all'interno del Movimento 5 Stelle tra i due leader Conte e Grillo. Parla il contiano trevigiano Simone Scarabelli. Mi verrebbe da scusarmi perché comunque credo sia uno spettacolo veramente poco felice. E niente, adesso staremo a vedere e sembra che queste due posizioni ovviamente non saranno più conciliabili. Vedremo se Conte, come si vocifera, prenderà una strada diversa e poi vedremo chi starà da una parte e chi starà dall'altra. Un epilogo così tragico nemmeno lui, Grillino, dalla prima ora se lo sarebbe mai aspettato. Per il trevigiano classe 1982, Simone Scarabella, tra i pochi 5 Stelle ad essere approdati in Consiglio regionale nella scorsa tornata elettorale, è il momento delle scuse. Spettacolo indecoroso dei suoi, divisi e passati così a rivolgere i vaffa che l'hanno reso famoso di fatto contro se stessi. Una divisione che per Scarabella è ormai insanabile. Credo sia inevitabile che ci sia una netta divisione. Sicuramente ci sarebbe voluto un po' più di generosità magari da entrambe le parti e mettere sempre prima gli interessi dei cittadini. Secondo me così non è stato. Assicura che l'asse con il Partito Democratico già messo in piedi in diverse campagne elettorali del trevigiano per le amministrative di settembre, come ad esempio il laboratorio politico del centrosinistra creato ad Oderzo, non vacillerà. Questa alleanza è stata benedetta dall'allora premier Conte. Non so Grillo cosa abbia intenzione di fare su questo. Qui in Veneto sarà una scelta più a livello personale, poi vedremo, le cose sono talmente recenti che credo che almeno un paio di settimane ci vorranno tutte. Allora vi facciamo vedere le immagini che ci ha appena inviato il nostro Lucio Zanato, come vi dicevo sul posto. Siamo a Pederobba, rive del Piave, dove è stato ripescato il corpo senza vita di un tunisino di 54 anni. La ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 17:30 è ancora in corso perché pare che l'uomo si sia tuffato per salvare la figlia che stava facendo il bagno insieme ad un'amica. Le due giovani hanno 14 anni. Le ultime note che stanno proprio arrivando dai carabinieri di Montebelluna, ma la ricostruzione ovviamente dell'accaduto è in corso e non mancheremo di aggiornarvi fino alla fine di questo notiziario. Restiamo sul Piave, nell'area golenale, questa volta all'altezza di San Biagio di Callalta. Il sindaco Alberto Cappelletto promette controlli e linea dura, questa volta parliamo di Ecovandel. La battaglia contro gli incivili che abbandonano i rifiuti nell'area golenale del Piave a San Biagio di Callalta non è ancora finita. Appena un mese fa il comune, con una spesa di 150.000 euro, ha ripulito e riqualificato le sponde e l'area a ridosso del fiume, realizzando panchine e tavoli per picnic, riasfaltato la strada e reso inaccessibile a camper e furgoni tutta la nuova area parcheggio. Ed ora che la zona è resa di nuovo fruibile da centinaia di persone, le sponde del fiume sacro alla Patria sono di nuovo piene di bottiglie e lattine di birra, mascherine e scatoloni con pattumiera di ogni genere. Un malcostume da contrastare in ogni modo e che fa letteralmente infuriare il primo cittadino di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto. Daremo un giro di vite a questa situazione. Non è più accettabile che le persone vengano anche a divertirsi lungo l'asta del Piave, ma che dopo lasciano i rifiuti abbandonati a se stessi. La sporcizia e i vetri rotti si trovano ovunque, il problema qui si ripresenta ogni anno con la bella stagione, così ad arrabbiarsi è anche la gente che frequenta questi luoghi. Ogni anno è così? Lo puliscono e dopo? C'è mai un controllo? Penso anche delle telecamere dovrebbero mettere. Pochi lo sanno i controlli, anche se non si vedono ci sono, le fototrappole sono già installate perché l'amministrazione ha deciso di combattere gli ecovandali con ogni mezzo. Grazie alle foto scattate di nascosto, l'estate scorsa la Polizia Municipale è riuscita ad affibbiare 318 sanzioni, in media 200 euro ai responsabili. Ad oggi gli agenti di polizia locale sono ancora impegnati a visionare ore e ore di scatti per sanzionare altri individui, ma non basta. Il Comune, con il consenso del Consorzio Bacino Priula, vuole installare un nuovo sistema di videosorveglianza per individuare chi abbandona i rifiuti di pranzi e festini all'aperto.
Il giro di vite non è finito. Dal 7 di luglio sono in programma altri controlli mirati da parte degli agenti della Polizia Municipale per poter vigilare e sanzionare i comportamenti illegali. In modo particolare festivi e prefestivi e anche in orari notturni. Scoperta questa mattina al varco di Porta Piave a Treviso una targa in ricordo di Franco Crespan, storico fondatore del gruppo folcloristico trevigiano a 4 mesi dalla sua scomparsa. Cosa direbbe tuo papà? Cosa direbbe? Grazie de cuor. Avanti sempre era la sua frase. E sicuramente sarebbe andata così oggi per l'ennesimo riconoscimento all'opera di Franco Crespan, custode delle tradizioni trevigiane. A distanza da quell'8 marzo dell'estremo saluto, il comune ha posto una targa ai piedi del monumento che Franco aveva fortemente voluto, non senza critiche in città. La lattaia, o meglio la latera, simbolo di quella fatica ma anche di quella civiltà contadina che ogni giorno entrava in contatto con quella cittadina, che della fatica dei campi, dell'incertezza del tempo dei raccolti, della paura dello sfratto pendente ogni anno a San Martino sapeva poco o nulla. Franco amava toccare con mano le nostre radici fatte di attrezzi e strumenti ma anche di canti e balli. Per questo ha fondato il gruppo folcloristico trevigiano e ha creato il museo etnografico delle Case Piavone, oggi sicuramente la sua principale eredità per tutti noi. Ci ha lasciati, però non smetterà mai di essere con noi. E la cosa migliore è continuare a far conoscere quello che lui amava, quindi le tradizioni popolari. Lo ricorderemo sempre col sorriso perché così voleva lui. Ora il custode è il gruppo folcloristico trevigiano che dopo i comprensibili mesi di smarrimento ha già in cantiere tutta una serie di iniziative per quest'estate, con l'impegno di riprendere una tradizione ferma dall'inizio del contagio. Anche senza Franco lo dobbiamo fare proprio in memoria di Franco, che era stato tra coloro che hanno sempre animato il processo di Aveccia, e quindi quest'anno sono convinto che tornerà proprio in ricordo di Franco e per tirare le orecchie al sindaco. Allora di nuovo con il nostro Lucio Zanotto a Pederobba, perché ci sono degli aggiornamenti, Lucio? Sì, allora dunque Sì. La persona deceduta ha 55 anni, è tunisino ed è, diciamo così, un amico di famiglia. La situazione ce l'ha raccontata il bambino di 10 anni che ha salvato una delle 2 bambine di 14. Per quello che mi ha raccontato nel corso dell'intervista, lui stava nel pomeriggio qui sul fiume come molti altri bagnanti, a un certo punto ha visto queste 2 bambine in difficoltà, allora lui ha visto anche un adulto gettarsi in acqua per cercare di salvare queste 2 bambine, a quel punto si è buttato anche il bambino e hanno cercato di portare a riva le due ragazze, le due giovani in difficoltà. A quel punto pare che l'amico di famiglia delle 2 bambine, non vedendole e comunque essendo un attimo in stato di agitazione, si sia buttato in acqua anche lui, questo 55enne, nel tentativo di salvarle. Tentativo peraltro molto pericoloso, considerando il fatto che lui non sa nuotare e quindi il Piave in questa zona non perdona ed è stato risucchiato praticamente dai vortici. Tanto è vero che in questo momento i vigili del fuoco sono ancora all'opera e stanno cercando di salvare, cioè di recuperare la salma. Vi sto dicendo in diretta in questo momento evidentemente l'hanno recuperata, perché vediamo il 118 che sta tirando il telo per il recupero proprio della salma, visto che c'è, devo dire, una discreta presenza di cittadini che stanno assistendo sostanzialmente al recupero appunto della persona deceduta, e questo al momento, diciamo, è la dinamica dei fatti di questo pomeriggio purtroppo tragico qui sul Piave all'altezza della Cementi Rossi a Pederobba. Per il momento direi che questo è tutto, io restituirei la linea allo studio. Grazie Lucio. Abbiamo visto nelle immagini che ci hai mandato infatti la folla di persone che hanno raggiunto le sponde del Piave per assistere alle operazioni di soccorso e purtroppo dobbiamo dire di recupero del cadavere. Grazie, buon lavoro. Ora noi andiamo a vedere le notizie che arrivano dal Bellunese. Focolaio nel Feltrino, altre positività emergenti nel territorio bellunese. I vertici dell'ULSS esprimono grande preoccupazione. Sentiamo.
Focolaio Covid nel Feltrino. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti segnala infatti 12 nuove positività. Eravamo arrivati con la curva vicini allo zero praticamente, con un'incidenza settimanale molto bassa, inferiore a 1 su 100.000, e adesso abbiamo questi 12 nuovi casi in 2 giorni, 6 riconducibili ad un focolaio epidemico di ragazzi che hanno partecipato sabato sera a una serie di eventi. È una situazione impegnativa, la stiamo gestendo. Positività tutte relative a persone giovani, riconducibili ad alcuni episodi quali una festa di compleanno, la partecipazione come pubblico di un torneo di calcio 5 e successiva visione sul maxischermo della nazionale, l'accesso ad una birreria e ad altri locali dell'area feltrina. Si tratta di persone con una sintomatologia contenuta, tutti a casa, coloro che sono sintomatici. Dal punto di vista clinico non siamo di fronte sia per età sia per caratteristiche a un evento molto preoccupante. Ci preoccupa la parte epidemiologica, questa ripresa in qualche modo, speriamo limitata nel tempo e nella quantità della curva epidemica, che sarebbe meglio non si fosse verificata. Una cinquantina di contatti dei soggetti positivi è già stata invitata a fare il tampone al Covid Point di Anzù. Altri lo saranno nelle prossime ore, potendo eventualmente usufruire del punto tampone ospedaliero di Belluno domenica mattina dalle 8:30 alle 12:30. Ora sul Nevegal, con una nuova operazione di pulizia da parte dei volontari di varie associazioni, la novità è il coordinamento con un altro comune. Sentieri del Nevegal al centro dell'attenzione, perché dopo la tormentata e mai partita stagione invernale, almeno quella estiva possa avere buone prospettive. Diversi i tracciati che saranno oggetto di intervento. I volontari della protezione civile si occuperanno dei sentieri che partono dal piazzale e risalgono la pista Coca per raggiungere il rifugio Brigata Casera. Gli alpini si occuperanno di quelli da Maiga a Toronto fino al rifugio Bristot e alla parte alta della Busa del Camp, mentre una quinta squadra si occuperà della pulizia del percorso verso il rifugio La Grava. Domenica 4 luglio, come lo scorso anno, abbiamo organizzato la pulizia dei sentieri del Nevegal, insieme alla protezione civile degli alpini di Belluno, a quella comunale e a tutti i volontari che volessero partecipare all'evento. La pulizia in data 4 luglio non è casuale, perché nello stesso giorno ci sarà anche quella del comune di Limana, che pulirà i propri sentieri, anche se saranno 2 distinti eventi. Questo per noi è un segnale chiaro di unità di intenti verso quello che potrebbe essere un comprensorio che parte da Ponte nelle Alpi e arrivi a Borgo Valbelluna, un comprensorio prealpino, la parte prealpina, e che potrebbe avere unità di intenti anche nelle progettazioni, e non a caso con i comuni confinanti ci siamo trovati in questi anni per portare a casa anche quello che potrà essere considerato un accordo di programma che ci veda protagonisti tutti insieme nello sviluppo peralpino bellunese. Quella di domenica non sarà l'unica giornata di manutenzioni estive messa in essere grazie alla partecipazione dei volontari. Sabato 17 luglio, infatti, appuntamento a Sopracroda, dove verrà ripulita la strada che porta al rifugio. Ci fermiamo con queste belle immagini, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Il weekend si apre all'insegna del bel tempo, poi però proseguirà con qualche pioggia. Si profila infatti un peggioramento delle condizioni per l'arrivo di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche acquazzone dapprima sui monti, a seguire dunque entro la nottata piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, in serata e nella notte rovesci un po' a carattere sparso. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire invece qualche temporale più frequente. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime infine sui 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.